Abbiamo già sentito parlare della chirurgia robotica, ma che cos'è in realtà? Si tratta di robot che in autonomia riescono a gestire operazioni chirurgiche oppure solo di macchine con alcune funzioni automatizzate ma fondamentalmente manovrate da medici? Forse esistono entrambe le tipologie e oggi ne sapremo certamente qualcosa in più discutendone con Fanny Ficucello, professore associato di robotica presso l'Università di Napoli Federico II. Benvenuta professoressa. Buongiorno. Professoressa, partiamo dall'inizio. La chirurgia robotica è una branca dell'ingegneria o della medicina? La chirurgia robotica è una pratica medica che utilizza robot per realizzare interventi chirurgici al fine di ridurre l'invasività dell'intervento per il paziente, quindi per ridurre i rischi di infezioni, il rischio di complicanze e velocizzare i tempi di recupero, senza alterare ovviamente l'esito dell'intervento stesso, anzi in taluni casi per migliorare drasticamente la precisione. Allo stato attuale esistono dei robot che consentono al chirurgo di eseguire delle pratiche che sono effettivamente al limite delle capacità umane di manipolazione. Ora farei un passo indietro alla prima domanda che mi sono posta, ovvero il robot opera autonomamente o è manovrato? Allo stato attuale non esistono robot completamente autonomi in grado di eseguire un intervento chirurgico. Possiamo sicuramente dire che lo stato dell'arte può essere rappresentato da uno dei robot più diffusi in tutto il mondo e nelle sale operatorie, che è il robot Da Vinci. È un robot teleoperato, quindi costituito da un master e uno slave. Il master è la console, il movimento che viene generato viene trasferito allo slave, che è un robot costituito da 4 bracci che manipolano degli strumenti chirurgici e una telecamera che si muovono all'interno del corpo del paziente. Chi è il manovratore? Un chirurgo, un tecnico specializzato o entrambi? È sicuramente il chirurgo che controlla il robot e che quindi siede alla console, ed è assistito da un team di tecnici e di infermieri presenti in sala che assistono appunto il chirurgo nel caso in cui c'è un'emergenza, ad esempio se c'è una complicanza e bisogna convertire l'intervento alla chirurgia aperta, saranno appunto gli assistenti e i tecnici a movimentare il robot, ad estrarre gli strumenti. E tipicamente c'è sempre un assistente al tavolo che anche in condizioni di normale funzionamento durante l'intervento movimentano manualmente uno dei bracci robotici, sostituiscono uno strumento, e questo è il classico ruolo dell'assistente al tavolo, ma a controllare il robot è sempre ovviamente il chirurgo esperto. Veniamo alla vostra invenzione, Musha, che se non è un nome suppongo sia un acronimo. Che cos'è e in quali ambiti della chirurgia viene applicata? Sì, MUSHA è un acronimo e sta per Multifunctional Smart Hands, che è il nome del progetto da me condotto, all'interno del quale è stato realizzato questo strumento chirurgico che ho qui con me e che è pensato per la laparoscopia. È una manina a tutti gli effetti, è costituita da 3 dita, una delle quali ha la funzione di pollice, non proprio simile alla mano umana, nel senso che questa manina ha capacità di riconfigurarsi con una posizione del pollice rispetto alle altre dita che non sempre è human-like, ma che le conferisce oggettivamente la possibilità di eseguire diversi task, assumendo le funzioni di più strumenti chirurgici che attualmente sono utilizzati con il robot Da Vinci. Ho letto che il design di Musha è basato su vertebre e attuazioni a tendini e che è riconfigurabile con diverse posizioni per il pollice rispetto alle altre dita. Significa che è stato progettato copiando alcune caratteristiche dell'essere umano? Assolutamente sì, il design è bioispirato e l'obiettivo appunto è quello di rendere lo strumento più destro rispetto a quelli che esistono attualmente. Quindi più destro significa con delle maggiori capacità di manipolazione e anche eseguibili con una maggiore precisione. Il design costituito da vertebre e tendini che hanno un certo grado di elasticità, è realizzato apposta affinché lo strumento abbia una cedevolezza distribuita. Questo lo rende più gentile durante il contatto con organi e tessuti.
Rispetto alla mano umana, lo strumento ovviamente ha delle differenze, ha 3 dita con un pollice che è riconfigurabile. La capacità di assumere diverse configurazioni conferisce allo strumento anche la possibilità di tastare il tessuto e rilevarne delle caratteristiche, in particolare caratteristiche di rigidezza. Questo sempre grazie alla varietà di movimenti che è in grado di eseguire. So anche che dovendo interagire con tessuti e organi anche particolarmente delicati, Musha è dotato di una sensibilità tattile. Che cosa vuol dire, professoressa? Sì, uno dei progressi fondamentali di questo strumento rispetto a quelli classici è proprio quello di integrare i sensori tattili. I sensori tattili sono costituiti da più tasselli sensibili, il che consente anche di avere una informazione più strutturata della forza, che appunto misura l'interazione dello strumento con l'ambiente, in questo caso con il sito chirurgico, che è costituito dagli organi e dai tessuti. Durante la paroscopia robotizzata, il chirurgo perde completamente la possibilità di toccare gli organi e i tessuti, quindi non solo perde delle capacità di manipolazione destra che sono tipiche della mano umana, ma perde anche la possibilità appunto di sentire la consistenza dei tessuti e quindi anche una capacità diagnostica che deriva dal fatto che misurando la rigidezza è possibile in qualche modo associare questa rigidezza a eventuali anomalie presenti nel tessuto. Ultima domanda. I robot sono capaci di fare meglio di noi determinate operazioni o in pratica azzerano il margine di errore? I robot nella pratica clinica, nella pratica chirurgica, sono oramai una realtà. Il robot può essere più preciso in certe situazioni. Nonostante ciò, allo stato attuale non esistono sistemi robotici completamente autonomi, quindi è sempre l'uomo che governa la macchina e che quindi prende le decisioni essenziali, per cui un eventuale errore commesso durante un intervento è sicuramente attribuibile all'uomo. Immagino un futuro in cui ci saranno sistemi robotici sempre più autonomi, dove però è essenziale che sia conservato costantemente un controllo significativo dell'uomo sulla macchina. Affinché questo accada è necessario sviluppare delle interfacce di controllo sempre più intuitive. Ovviamente nel momento in cui l'autonomia dei robot aumenterà sempre di più, si renderà anche necessario occuparsi di quegli aspetti etico-legali che servono appunto a attribuire poi la responsabilità nel caso di un fallimento. Bene, professoressa, grazie per aver partecipato al programma. Ci vediamo alla prossima. Grazie per l'ospitalità e buon lavoro.